Buongiorno a tutti e a tutti. Oggi 13 novembre avremo un talk che sarà condotto dalla professoressa Anna Zilli su un tema molto importante, gli strumenti per l'inclusione della diversità nelle pubbliche amministrazioni. Il nostro quindi ciclo di webinar Così diversi, così uguali tocca un altro tema cruciale perché amministrazioni e ovviamente interesserà l'università, che è la nostra pubblica amministrazione. Quindi capiremo che cosa può fare una pubblica amministrazione, che cosa deve fare una pubblica amministrazione e anche capiremo se le pubbliche amministrazioni possono essere considerate dei modelli di riferimento anche oltre, quindi anche per il privato. La professoressa Anna Zilli è una mia collega e amica, ma non è soltanto mia collega amica, è collega e amica anche del professor Francesco Billotta, che è componente del CUG di questo Ateneo, e quindi ho chiesto a Francesco se vuole avere lui il piacere e l'onore di presentare la comune collega amica Anna. Prego Francesco. Grazie Presidente, io ho accolto con piacere il tuo invito e dovendo definire Anna Zilli, io la definirei una compagna di ricerca, dove la ricerca non è soltanto quella scientifica che pure conduciamo insieme nell'ambito del laboratorio lavoro, ma proprio anche una ricerca di carattere esistenziale, tanto che mi si passi la battuta. A noi si potrebbe applicare tranquillamente la categoria di congiunti e quindi non avremmo nessun problema a vederci costantemente. Però al netto di queste notazioni autobiografiche, Anna Zilli è docente di diritto del lavoro, insegna anche diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ha un corso di trasparenza e legalità nel lavoro pubblico e privato. Quindi già da questo capite che Anna Zilli ha tutti i titoli per affrontare l'argomento di oggi a cui accennava prima la professoressa Filì. Ma Anna Zilli ha al suo attivo una serie di pubblicazioni. Io vi ho già ricordato l'altra volta l'importanza della nostra banca dati sulla ricerca, sui prodotti della ricerca, che è Iris, che io invito veramente tutti a consultare costantemente, perché se ci sono dei prodotti della ricerca che vi interessano, se non sono già open access, voi potete anche chiederli agli autori. Ecco, di Anna Zilli io ricordo un cammino di ricerca che risale al 2011 perlomeno, quando comincia a scrivere su pari opportunità, discriminazione e mobbing nella reductio ad unum dei comitati nelle pubbliche amministrazioni, la querel sui comitati unici di garanzia negli Atenei, il comitato unico di garanzia nelle pubbliche amministrazioni. Prosegue poi nel 2016 con due pubblicazioni dal titolo Le pari opportunità dopo il Jobs Act 2, organismi e azioni positive, il diritto del lavoro per il contrasto alla violenza di genere. E poi continua questo cammino nel 2018 le donne e il lavoro precario e nel 2019 ancora precarie, due punti, femminile plurale. E poi questa ricerca continua fino al 2019 quando insieme con me realizziamo il primo codice nazionale, non so, con questo sfondo non ve lo riesco a far vedere, ma lo tolgo subito, è il primo codice in Italia che si occupa di diritto antidiscriminatorio. E da ultimo, insieme con Anna, abbiamo curato la realizzazione del portale Equal, il diritto antidiscriminatorio, che è appunto la prima esperimento a livello nazionale di collettore di notizie giuridiche ma anche di attualità che si occupano appunto di diritto antidiscriminatorio. Da ultimo l'ultimo articolo di Anna proprio di questi giorni riguarda l'index sul gender gap che a livello europeo ha fatto il punto della situazione su questo tema. Quindi credo che di aver ampiamente documentato il perché oggi abbiamo voluto Anna Zilli con noi e quindi volentieri le lascio la parola. Prego Anna.
Grazie a tutte e a tutti, è un piacere essere qui, piacere che debbo a Valeria Filì, che è per me un esempio, oltre che un'amica, un esempio di organizzazione, competenza, efficienza, e oggi vedo anche l'efficacia della sua azione, perché noi siamo una pubblica amministrazione e non dobbiamo dimenticarci che la nostra azione è tutta tesa a soddisfare questi requisiti che ho appunto individuato e che Valeria Filì riassume in modo, direi, assolutamente encomiabile. Ringrazio anche la professoressa Brollo che vedo fra il pubblico, che ha tracciato la via di questo percorso mio di ricerca e umano dalle pari opportunità all'inclusione, che cerco ora di condividere con voi oggi. Di che cosa vado a parlare? Di strumenti per l'inclusione delle diversità nella pubblica amministrazione. Che cos'è uno strumento? Uno strumento deriva dal latino instrumentum, verbo instruere, costruire. Quindi gli strumenti sono ciò con cui la PA, la pubblica amministrazione, costruisce l'inclusione. L'inclusione che cos'è? L'inclusione è facilmente il contrario dell'esclusione, per cui non lascio nessuno fuori. Ma inclusione è, nell'ottica del mio percorso di ricerca, che Francesco, che pure ringrazio veramente di cuore, ha così generosamente condiviso, l'inclusione è il bene per ognuna delle persone considerate, non solo come gruppi ma come singoli. Di questi strumenti dell'inclusione vado a parlarvi e inizio proprio da quello che ci ha coinvolti, che ci fa stare qui oggi insieme in questo aperitivo online. Il primo attore che vado a presentare in questo percorso è il CUG. Che cos'è il CUG? Comitato Unico di Garanzia, e è un bambinone il CUG perché ha 10 anni di vita. Proprio in questi giorni abbiamo ricordato il decennale del primo collegato lavoro e in quel testo di legge si spiega che cos'è il Comitato Unico di Garanzia, che a dir la verità ha un nome piuttosto lungo. È il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. E poi ogni ente lo fa suo, aggiungendovi la propria denominazione. Perché si chiama Comitato Unico di Garanzia, anche se per noi affezionati è per tutti il CUG? È unico perché, in primo luogo, riunisce i precedenti soggetti già esistenti, il Comitato Pari Opportunità e il Comitato Paritetico sul Mobbing. In questo modo il CUG riesce a tener dentro due realtà e due esigenze diverse. Il Comitato sulle Pari Opportunità, che è un soggetto promozionale, cioè un soggetto che si occupa di portare avanti le istanze, e il Comitato Paritetico sul Mobbing, che era nei contratti collettivi un soggetto che aveva lo scopo di reprimere attraverso una funzione di controllo i più spiacevoli eventi quali la violenza sui luoghi di lavoro e quella forma di violenza particolarmente odiosa che noi conosciamo sotto il nome di mobbing. Quindi il nostro Comitato Unico di Garanzia tiene insieme queste due esigenze. In quale ottica? In quella della inclusione e del contrasto a ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro. E cito testualmente le parole del nostro statuto, articolo 23 dell'Università di Udine. Ancora, questo comitato è unico perché ha lo stesso modello per tutte le pubbliche amministrazioni. E questa, se ci pensate, è una cosa un po' speciale, perché le pubbliche amministrazioni sono tutte diverse. Un istituto scolastico è diverso, molto diverso da un'università, benché entrambi si occupino di istruzione.
Un centro di ricerca è molto diverso dall'università, benché entrambi si occupino di ricerca, e non guardiamo poi la differenza immensa che c'è fra un soggetto come un piccolo comune e una grande realtà metropolitana, benché entrambi amministrino il territorio. Allora, l'idea di aver dotato tutte le pubbliche amministrazioni di una stessa forma rende questo soggetto particolarmente efficace, perché attraverso questa forma comune appunto alle PA, le pubbliche amministrazioni e le brave e bravi presidenti di CUG sono riusciti a unirsi in un soggetto che è una conferenza nazionale che si riunisce periodicamente, in cui il tema dell'inclusione, del contrasto alla violenza, a tutte le forme di discriminazione nei luoghi di lavoro, viene portato avanti in modo uniforme fra tutte le pubbliche amministrazioni e rispetto alle varie tipologie di pubblica amministrazione. Ancora, questo soggetto è unico perché riunisce in sé la componente del datore e la componente dei lavoratori. Questa idea l'ha ereditata dal Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, che come vi ho detto era stato segnalato e istituito nei contratti collettivi. Nelle università, e in particolare nella nostra università, questo soggetto è ancora più unico, perché tiene dentro anche la componente studentesca. E infatti il nostro CUG è composto dalla delegata del rettore con funzioni di presidente, dal direttore generale o da un suo delegato, da 2 studenti designati dal consiglio di studenti, da un componente designato da ogni organizzazione sindacale che sia maggiormente rappresentativa, ed è un numero pari a tutti questi di professori o ricercatori designati dal Senato accademico. Per cui veramente il CUG siamo noi, è la nostra comunità. Il CUG ci tiene tutti vicini. E da statuto il nostro CUG è investito di molti compiti. Questa è la declinazione speciale degli statuti degli Atenei. Su questo tema va detto che ogni amministrazione ha un certo margine di discrezionalità e ci sono CUG molto attivi per costituzione, cioè perché chi li ha costituiti li ha voluti molto presenti nella vita delle amministrazioni, invece ci sono CUG un po' meno attivi perché appunto chi li ha pensati li ha voluti un po' meno forti. Il nostro CUG è un soggetto forte per statuto e per regolamento e che cosa fa il nostro CUG? Ha dei compiti promozionali e dei compiti di verifica. Quanto ai compiti promozionali, il nostro CUG, ed è quello che stiamo facendo ora insieme, porta avanti un'attività di promozione dell'inclusione nei luoghi di lavoro attraverso le proprie caratteristiche compositive, per cui, ad esempio, attraverso la formazione. Ancora, il CUG ha un compito di verifica, di sostegno, di un compito consultivo nei confronti della nostra pubblica amministrazione università nelle varie decisioni che essa prende. Ricordo solo che l'adozione del piano per le azioni positive del Comitato Unico di Garanzia è condizione per poter procedere alle assunzioni, per cui il Comitato Unico ha una grande forza. Ancora, il Comitato ci può aprire all'esterno e anche al di fuori della comunità universitaria che ho appena descritto, può proporre, promuovere e sostenere iniziative che abbiano il compito di diffondere la cultura delle pari opportunità. Questo soggetto che siamo noi si inserisce in un quadro di altri strumenti delle pubbliche amministrazioni. Voglio citarne 2 principalmente. Il primo è la Commissione regionale per le pari opportunità.
Lo cito per primo perché è un soggetto, questo sì, un po' più vecchiotto. Se il CUG è del 2010, la Commissione regionale pari opportunità nella nostra regione risale al 1990. E che cos'è questa commissione? È un organo consultivo del Consiglio della Giunta regionale. È un soggetto a cui queste istituzioni si possono rivolgere o che può spontaneamente consigliare queste istituzioni nella loro attività, appunto di legislatore, consiglio regionale, o nella attività di esecuzione, di indirizzo che la giunta regionale dà alla nostra regione. L'obiettivo qual è? Che ci sia un soggetto che ha competenza nel mostrare la strada per l'attuazione dei principi di uguaglianza e parità sociale. La Commissione regionale svolge le proprie funzioni nel campo istituzionale, economico e sociale, con particolare riguardo alla condizione femminile. Quindi il nostro CUG guarda i lavoratori dell'università, ma si apre all'esterno. La Commissione regionale si occupa della condizione delle donne nel tessuto regionale, consigliando il Consiglio, passatemi il gioco di parole, e consigliando la Giunta. Segnalo solo che pochi anni fa c'è stata una modifica forte alla Commissione regionale del Friuli Venezia Giulia, dove si è previsto che la componente maschile debba essere presente in misura non superiore al 30%, una specie di quota di riserva, ma per una volta una quota azzurra all'incontrario. Quasi coeva alla istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità è l'istituzione della figura della consigliera e del consigliere di parità. Questa figura risale alla legge 125 del 91, che è una legge importante per chi come me si occupa di diritto del lavoro, perché è la legge che istituisce le azioni positive, è la legge che formalizza la necessità di interventi correttivi nel lavoro per attuare le pari opportunità. Ebbene, la consigliera o il consigliere di parità è una figura istituzionale prevista appunto dalla legge che ha il compito di promuovere l'attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle carriere, quindi nelle promozioni, nella formazione e nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione. Questo soggetto è particolarmente importante perché ha il compito istituzionale di un monitoraggio che serve a vedere qual è quello che chiamiamo il gender gap, cioè il divario di genere fra uomini e donne nel lavoro. E questo soggetto, che nell'esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale, controlla, promuove azioni correttive nei luoghi di lavoro e, se serve, anche l'azione in giudizio, cioè può sostenere la lavoratrice o l'aspirante lavoratrice che si ritenga lesa nei propri diritti anche davanti a un giudice e anche attraverso degli strumenti di conciliazione che a me sono sempre sembrati piuttosto efficaci. Allora abbiamo visto tre attori diversi con funzioni diverse. Il CUG ha in sé questa idea di agevolare, sostenere il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ma non guarda soltanto al genere, guarda all'inclusione di tutte le diversità. E non guarda soltanto a lavoratori e lavoratrici, guarda all'inclusione delle diversità di tutta la nostra comunità accademica. Per gli altri soggetti diversi da noi, guarda essenzialmente ai lavoratori e alle lavoratrici. Abbiamo poi parlato della Commissione regionale, che ha lo scopo
di rinforzare e, se mi permettete, anche un po' rintuzzare, anche un po' pungolare il legislatore e il governo regionale nella propria azione. Il focus della Commissione regionale è la differenza di genere in tutta la società. Infine, vi ho accennato alla consigliera o al consigliere di parità che si occupa espressamente della situazione nel mondo del lavoro. Questo quadro che ho descritto è sufficiente a dire che le pubbliche amministrazioni fanno e hanno fatto tutto quanto necessario e che questi strumenti sono sufficienti? Secondo alcuni no, tanto che l'ultima ondata dei contratti collettivi per il personale che lavora nelle pubbliche amministrazioni hanno previsto l'istituzione di un nuovo soggetto, l'Organismo per l'Innovazione. Chiamiamolo OPI. Questo OPI, attraverso i contratti collettivi, vorrebbe far inserire strumenti di sorveglianza, di pungolo, di stimolo per l'inclusione nelle pubbliche amministrazioni. Non nascondo che si tratta di un soggetto piuttosto problematico, un po' perché stiamo vedendo i primi entrare in opera, un po' perché va a sovrapporsi nelle sue attribuzioni al Comitato Unico di Garanzia. Quindi io ne capisco l'utilità ove ci siano comitati unici di garanzia che fanno poco, perché appunto è un soggetto contrattuale, ove invece i comitati siano molto attivi, e non faccio riferimenti a nessun comitato qui presente, ebbene forse l'OPI non serve, perché l'innovazione della pubblica amministrazione per l'inclusione passa e può passare molto facilmente attraverso il soggetto che c'è già. Aggiungo però che lo strumento principe della pubblica amministrazione non mi è mai sembrato quello del precetto, quanto quello dello stimolo e quello della formazione. Su questo, come Università di Udine, dobbiamo essere molto orgogliosi della pubblica amministrazione in cui lavoriamo. Oltre a questo corso e a quello dedicato agli studenti, e oltre al portale Equal, il diritto antidiscriminatorio che il collega Francesco vi ha segnalato, abbiamo anche un master per l'inclusione delle diversità, e francamente essere l'ateneo in cui si è istituito il primo master universitario in materia mi fa dire che questo è il posto giusto in cui parlare di inclusione delle diversità. Questi però sono i frutti di una storia, niente arriva per caso. E su questo voglio fare un passo indietro e ricordarmi che abbiamo avuto dal 2005 i primi corsi in Italia del percorso Donne, Politica e Istituzioni. E qui il mio grato ringraziamento a Marina Brollo, che in quei corsi mi permetteva, dottoranda, di infilarmi come tutor per ascoltare le lezioni. E se la formazione non è l'unico lato su cui soffermare l'attenzione, passiamo al lato ricerca. Abbiamo una collana di pubblicazioni di Ateneo che riporta i risultati belli, ampi, in tutti i settori, non solo del diritto, del nostro Ateneo, di ricerca sui temi dell'inclusione e delle pari opportunità, e mi riferisco alla collana Donne in Società della Forum. Credo che la nostra pubblica amministrazione possa essere un buon esempio per altre, perché ci permette di vedere noi stessi e di mostrare agli altri qual è il percorso degli strumenti per l'inclusione delle diversità nelle pubbliche amministrazioni. È un'andata e un ritorno. Prima siamo noi che con il Comitato Pari Opportunità e il Comitato Paritetico sul Mobbing ci ricreiamo nel CUG, e tramite il CUG andiamo ad aprirci all'esterno.
in un percorso che è un'andata e un ritorno verso la collettività, uscendo all'esterno, garantendo formazione e garantendo ricerca su questi temi, permettiamo una collettività migliore, che poi diventa un'università migliore e che diventa il terreno in cui tutti noi possiamo fare qualcosa per l'inclusione. Grazie. Grazie Anna per questo bellissimo talk che ha dato l'idea da un lato della complessità, dell'articolazione di quella che anche un po' in gergo noi chiamiamo la burocrazia di parità, ma ha aperto anche le finestre sulle attività che si possono fare tramite questi strumenti, che quindi non sono soltanto orpelli burocratici e quindi considerati come qualcosa di inutile e anche che appesantisce altri procedimenti, ma invece possono essere degli strumenti essenziali per agire concretamente all'interno della pubblica amministrazione, come tu ci hai detto, anche all'esterno. Nel frattempo che raccogliamo qualche domanda, quindi invito le persone che ci stanno ascoltando a formulare una domanda o nella chat oppure palesandosi. Volevo io chiederti una cosa, Anna, più che altro per dare conto anche alle persone che ci ascoltano e che magari non lo sanno, che addirittura, tu hai parlato dei consiglieri e delle consigliere di parità, possono addirittura agire in giudizio. Quindi soltanto molto brevemente spiegare che esiste anche questa possibilità, che è una strada non molto perseguita, ma interessante. L'idea è che ci siano dei soggetti pubblici a cui ci si può rivolgere e che questi soggetti abbiano un triplo modo di agire. Il primo è osservare se in quel luogo di lavoro effettivamente ci sia qualcosa che non va, con grandi poteri anche nella richiesta di documenti, poteri che qualche volta purtroppo gli avvocati non hanno, perché ricordiamo che si tratta di pubblici ufficiali. Il secondo step è l'idea che si possono fare delle diffide, per cui la consigliera e il consigliere di parità possono andare lì e bacchettare quel datore di lavoro invitandolo a rimuovere la situazione che si è riconosciuta come inopportuna, discriminatoria, non inclusiva. Ultimo step, allora lì si va invece, lancia in resta dal giudice e l'azione discriminatoria ormai è un'azione che abbiamo imparato a conoscere, che ha una vastità di impieghi incredibile e una forza notevole, perché i tempi sono veloci, perché l'effetto è la rimozione della discriminazione, per cui credo che sempre di più sapere come funzionano questi strumenti sia la garanzia per l'effettività e l'attuazione dei diritti. Certo, poi è anche interessante lo strumento che il legislatore ha introdotto non solo in questo caso, ma anche in altri, seppur con parsimonia, che è quello della parziale inversione dell'onere della prova e dell'uso della statistica. Ecco, su questo anche dovremo fare e faremo nel tempo grandi riflessioni e penso che Equal, il portale del diritto antidiscriminatorio, sarà una sede su cui una sede che vedrete su questi temi, perché la questione della prova statistica è molto interessante, ma al momento è una prova statistica su cui dobbiamo lavorare tanto, e cioè sarà bello lavorare con chi sa costruire questi strumenti per mostrare che quello che sentiamo, quello che vediamo non è un sentito dire, ma che è effettivamente uno strumento per agire in giudizio. Certo, ci sono domande? Volete scrivermi nella chat o palesarvi? Avete qualche Ciao, curiosità? Anna, posso farti una domanda? Ciao. Senti, io ragazzi, di giurisprudenza so poco e nulla, quindi ti faccio una domanda da povero Cristo. Però dov'è che finisce la normalità e inizia la discriminazione? Ok. Cioè, Molto. perché posso dirti, cioè, in alcuni contesti mi sono trovato anche personalmente che alcune volte lo scherzo veniva interpretato come discriminazione e alcune volte alcune cose che tra virgolette non sembravano discriminatorie in verità lo erano. Come si fa a distinguere tra l'uno e l'altro? Allora, anziché parlare di discriminazione, usiamo la parola del diritto più adeguata, che è molestia.
perché la discriminazione è una tipologia di molestia. Ormai noi abbiamo sempre l'Europa che ce lo chiede e l'Europa anche che ce lo insegna. C'è stata una costruzione molto interessante sul concetto di molestia, che è un comportamento, un comportamento non gradito, un comportamento inappropriato. Cioè, allora io sono un molestatore seriale che rompe le Ecco, scatole. questo in diretta non dobbiamo, stiamo tagliando. Il punto è che quello che a noi sembra una carineria, un bel gesto, non è detto che venga percepito come tale. E francamente, tu sai che io sono carnica, poco viene percepito da me come un bel gesto. Per cui, in termini generali, ci sono degli schemi culturali fra noi. Allora, ci sono delle buone prassi per capire che cos'è dove si concentra il tema della molestia come comportamento sgradito, e ci sono dei percorsi molto interessanti di costruzione di idee condivise di come deve essere un luogo di lavoro. Non so se sono chiara. La discriminazione è al di là non della normalità di chi dice, della percezione della normalità. Percezione. Quindi tecnicamente c'è la discriminazione, o quello che la molestia è la suscettibilità di una persona. Quindi come fa il legislatore a comprendere che io sto facendo una carineria, una carnica, che l'interno come discriminazione, mentre la carineria, una delle mie parti, è un qualcosa che è apprezzato. Però, non lo può comprendere. Esatto, io quindi, povero Cristo, ho difficoltà a interagire, perché dovrei prima conoscere una persona prima di poter fare la carineria. Siamo rovinati, Anna. Diciamo, in questo momento siamo quantomeno isolati, quindi la possibilità che questo succeda è un po' più bassa. Va bene, allora diciamo che si tratta in realtà di concetti molto complessi che abbiamo compresso in pochi minuti. No, lo dico per chiarezza, perché la giurisprudenza sulla nozione di molestia e sulla nozione di discriminazione è copiosa. È chiaro che non c'è, questo vorrei che fosse chiaro, un pericolo di un'esasperata soggettivizzazione, perché comunque tutto viene poi portato al vaglio del giudice, che poi è di vari gradi di giudizio, in cui ci saranno delle valutazioni che terranno in considerazione però tutta una serie di elementi che sono elementi oggettivi e che quindi chiaramente sono sottoposti al vaglio di una persona che valuterà anche diciamo, l'impatto culturale, il contesto, quindi ci sono tutta una serie di fattori per quello che riguarda la nozione di molestia. Ci sono altre domande? Allora, Ermanno Moscatelli ha alzato la mano, prego Ermanno. Eccomi. Allora, innanzitutto grazie perché poi ci hai dato un po' il quadro della pubblica amministrazione. Io devo dire, mi aggancio un po' a quello che ha detto Carlo, perché penso che in realtà proprio il punto di forza del CUG, anche per come vedo che sta lavorando qua all'università, sia proprio il termine di creare il contesto che previene la situazione e che probabilmente deve essere anche il punto di forza, quello che evita ciò che in modo, come dire, anche un po' scherzoso Carlo aveva fatto notare, anche perché chi arriva dall'esperienza clinica mia, che è quella della psicologia, molto spesso si trova proprio in questo aspetto di soggettività che non è solo un problema di ordine giuridico, ma anche un problema di ordine clinico, nel momento in cui c'è il malcostume che diventa un elemento di, come dire, di malessere per un'altra persona, insomma. Cito il termine malcostume perché vi ricorderete tutti circa 2 anni fa quella sentenza, cioè quella soluzione per quella situazione in una scuola, insomma, in cui era stato detto che era essenzialmente un malcostume diffuso. Ma quello che ti volevo chiedere però era se c'è qualche indicazione circa quanto investire in termini, come dire, di intercettazione delle situazioni, investire piuttosto nella vera prevenzione primaria di queste situazioni, perché io credo molto nella prevenzione primaria, ma ci sono delle indicazioni, ci sono risorse diverse? Allora, ti ringrazio molto per la domanda. Lo chiarisco per tutti. Quando parliamo di
di prevenzione, e tutti ricordiamo sempre il famoso prevenire è meglio che curare, dovremmo aver chiaro come la prevenzione agisca su linee diverse, prevenzione primaria, secondaria e terziaria. E noi conosciamo molto bene quella terziaria in genere, che è l'azione in giudizio, che però dovrebbe essere l'ultima spiaggia di ogni situazione. Conosciamo molto meno bene la prevenzione primaria, che è conoscere i fenomeni per dominarli, e la prevenzione secondaria, che è attuare buone prassi e politiche condivise per rimuovere quegli ostacoli, e uso il termine del Costituente che è sempre nell'articolo 3 la nostra guida, rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena manifestazione della persona, la sua piena attuazione come persona, e l'uguaglianza fra le persone, noi sappiamo. Allora, quella prevenzione primaria a cui tu fai riferimento vuol dire sapere come funziona qui da noi, che è quello che ci diceva anche il professor Pucillo. E come si fa a sapere come funziona qui da noi? Allora, le pubbliche amministrazioni fanno una valutazione che è quella dello stress lavoro correlato e quella della valutazione del benessere organizzativo. Anche se per molte persone questi sono noiosi adempimenti burocratici, è solo studiando che poi si può effettivamente cambiare qualcosa. È solo partecipando a queste indagini in cui si può dire anonimamente quello che succede, quello che si sente, che si può in effetti far partire la seconda linea di prevenzione, e cioè dei tavoli in cui, e il CUG è il tavolo naturale, dei tavoli in cui costruire queste buone prassi per far sì che al terzo livello di prevenzione non si arrivi mai appunto all'azione in giudizio. Da docente, da avvocata, devo dire che il fallimento delle politiche è l'azione in giudizio, deve essere l'ultima spiaggia. Ci sono casi in cui c'è solo questa opportunità, fatto un percorso, ci sono casi in cui il legislatore non ha ancora visto il problema e glielo mostriamo con l'azione in giudizio. Però sono, diciamo, stanno al di fuori dell'azione normale nella pubblica amministrazione. Francesco, vedo che hai alzato anche tu la mano. Sì, velocissimamente, facciamo il gioco preferito dei giuristi. Se tu fossi il legislatore e volessi migliorare l'efficacia dei CUG nelle pubbliche amministrazioni, che riforma proporresti? Molto interessante. Allora, poche settimane fa ho partecipato a un talk in cui mi è stato detto se fossi il ministro della funzione pubblica. Oggi faccio anche il legislatore. Allora, forse mi basterebbe essere il ministro della funzione pubblica, la ministra in questo caso, e guardare le direttive che ci sono sui CUG, perché i comitati unici di garanzia sono stati oggetto di direttiva, cioè di indicazioni da parte della ministra della funzione pubblica per dire come dovrebbero funzionare. Allora, come sempre si dovrebbe dire, bisognerebbe sburocratizzare, bisognerebbe semplificare, però devo dire che qui il legislatore e la ministra non servono, perché i regolamenti dei CUG sono regolamenti degli enti. Quello che credo si dovrebbe fare è trasformare l'idea del CUG come rito per farlo diventare strumento condiviso. E allora cerco di rispondere veramente in 2 battute. Se potessi fare qualcosa per la riforma dei CUG, direi che i CUG dovrebbero istituzionalmente agire in rete, perché si impara molto dagli altri. Per cui le reti informali che ci sono state sino ad oggi dovrebbero diventare reti formali, e i CUG delle università dovrebbero agire insieme per vedere che cosa ha funzionato negli atenei e che cosa no.
I CUG degli enti territoriali dovrebbero lavorare insieme per vedere che cosa ha funzionato e che cosa no, perché le amministrazioni, è vero, il CUG è un modello unico che funziona, ma sono anche tutte diverse. Dal legislatore per ora è tutto. Bene Anna, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Allora noi ci salutiamo, buon lavoro a tutti e a tutti, ancora grazie per il tuo bel talk, un caro saluto e vi do il prossimo appuntamento che non è la prossima settimana, anche qui saltiamo di una settimana, il prossimo appuntamento è il 27 novembre. Il talk sarà tenuto da Francesco Pitassio, professore di storia del cinema, e il titolo è simpatico: diverso da chi, sguardi, colori e altri generi di differenti qualità cinematografiche. Buona giornata e buon weekend a tutte e a tutti. Arrivederci. Grazie.